Caso Moretti, PD nel panico. Moretti, non mi candido, battute e veleni nel PD. La Moretti e il tranello alla radio, non mi candido, poi chiarisce. Ormai però è troppo tardi, la bomba è scoppiata. Ora tutti a chiedersi, ma quindi Alessandra Moretti si candida o no? Ma anche l'europarlamentare domanda a propria volta al PD di decidersi, visto che per sabato 1 novembre era stato fissato il termine per la presentazione delle candidature e l'avvio della raccolta di firme a sostegno, ma non è più così sicuro che le primarie si svolgeranno davvero. È bene che il partito rifletta, faccia anche presto, perché i tempi sono maturi per una decisione e soprattutto che sia una decisione che unisca e non divida. Di certo la direzione regionale è stata convocata per lunedì 3 novembre e in quella sede sarà presa la decisione definitiva. Le primarie sono uno strumento e se serve, come sempre, sono dentro il DNA del nostro partito, le faremo, altrimenti ci saranno altre soluzioni. Tutto questo deve essere vissuto però in maniera molto tranquilla. In tutto questo la Lega Nord sta a guardare. Non mi candido, ha detto Alessandra Moretti. Dovete chiederlo a lei allora. Vado. Arrivederci, grazie. Non c'è nulla da costruire, da inventare, basta solo confermare la fiducia a chi sta ben governando la regione. Quindi il candidato è Luca Zaia. Quello mi pare ovvio, non credo che il centrodestra farebbe ben fatica a pensare a qualcuno di diverso. Siete proprio sicuri? Evidentemente questa è ancora la fase delle battute.